Mercoledì 11 ottobre, buongiorno da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi vedremo che significa fare teatro nei quartieri a Catania, poi scopriremo meglio cos'è il gender gap dopo il Nobel che è stato assegnato all'americana Claudia Goldin e ancora cercheremo di capire a che punto è lo scontro di cui parliamo tutti i giorni tra governo e magistrati sul decreto immigrazione. Intanto in apertura una maxi operazione antidroga effettuata dai carabinieri a Catania, ci sono 46 arresti, è stato smantellato un clan mafioso, quello dei Nizza, che operava per conto di un'altra famiglia molto nota, famiglia mafiosa, Santa Paola Ercolano. Imponente il giro d'affari di questi spacciatori di droga, 240.000 euro al giorno. Vediamo. Piazze di spaccio gestite dai clan che utilizzavano anche dei minori, 5 all'epoca dei fatti, per alimentare il business della droga e soprattutto per fare cassa. Sono 46 le persone arrestate all'alba in un'operazione effettuata dai carabinieri del comando provinciale di Catania con il supporto di reparti delle province di Messina, Siracusa, Palermo ed Udine. I reati contestati a vario titolo sono associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Al centro delle indagini piazze di spaccio gestite per conto del gruppo Nizza inserito nella famiglia Santa Paola Ercolano. Nei confronti dei minorenni indagati il GIP ha disposto il trasferimento in una comunità per 2 di loro e quello in un istituto penitenziario per gli altri 3. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catania e condotte dal nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa da marzo 2021 ad aprile 2022, hanno consentito con l'operazione Malerba di disarticolare i vari gruppi criminali che gestivano numerose piazze di spaccio a San Giovanni Galermo, in particolare in via Capo Passero. Emblematica la gestione imprenditoriale dell'attività, organizzata in diversi turni nell'arco dell'intera giornata con una copertura H24 secondo regole ed accordi per evitare la concorrenza sleale tra pusher e possibili conflitti tra gruppi mafiosi. Imponente il giro d'affari illecito, stimato in 240.000 euro al giorno, prevalentemente destinati al sostentamento degli associati e al mantenimento dei detenuti mafiosi e delle loro famiglie, garantito da circa 2.500 clienti giornalieri alla ricerca di cocaina, crack, hashish e marijuana. Nell'Ennese si cerca l'autore della sparatoria avvenuta ieri a Valguarnera Caropepe, che è costata la vita a una persona, un 47enne, Salvatore Scammacca, ucciso nel giorno del suo compleanno a colpi di pistola mentre era alla guida della sua auto. E l'altra vittima è una donna di 86 anni che è stata investita dall'auto della prima vittima, ormai senza controllo. La donna, che non c'entrava nulla in questa vicenda, stava comprando la frutta da un venditore ambulante, pure lui travolto è rimasto ferito. Mezz'ora prima dell'agguato, secondo alcuni testimoni, Scammacca, la vittima, avrebbe avuto uno screzio al bar con un 51enne, Guglielmo Ruisi, di cui appunto la polizia ha diffuso la foto e che si sta cercando. Secondo gli investigatori il sospettato potrebbe essere ancora armato mentre viaggia a bordo della sua Mercedes. E adesso parliamo dell'albero killer sulla 20, l'autostrada Palermo-Messina. A rimetterci la vita è stato un medico, Francesco Magnaci, aveva soltanto 43 anni, stava per raggiungere la sua sede di lavoro quando è stato travolto proprio da questo pino, un dramma annunciato in un'autostrada che sconta decenni di incuria e di mancanza di manutenzione. Aveva curato tanti feriti di incidenti che adesso gli dedicano poste di gratitudine, ma per lui, Francesco Magnaci, detto Chicco, 43 anni, medico in servizio all'ASP di Trapani, non c'è stato nulla da fare. Un pino gli ha sbarrato la strada mentre viaggiava sulla Palermo-Messina per andare al lavoro. Né il tempo di frenare né di evitare il tronco caduto sulla carreggiata tra Cefalù e Campofelice di Roccella. Direi che le condizioni in cui versano strade, autostrade e ferrovie dell'isola sono un ottimo volano per il turismo e l'economia, scriveva ironicamente il medico qualche mese fa sul suo profilo social, ben consapevole, da pendolare da Sant'Agata di Militello, delle cattive condizioni di una delle autostrade più pericolose d'Italia. Contro l'incuria e la mancanza di manutenzione punta il dito da sempre l'associazione Cittadinanza Attiva.
Quando la mattina, alle 6 del mattino, uno si alza per andare a lavorare, entra in autostrada, paga il biglietto e si trova un albero di alto fusto di traverso in autostrada e ci passa sotto morendo, questo è un chiaro omicidio. Chi doveva evitare questo non lo ha fatto e noi lo abbiamo denunciato per oltre 6 anni. A confermare la totale mancanza di controlli la relazione ordinata nel 2021 dal governo dopo il crollo del Ponte Morandi. Per la prima volta l'allora ispettore ministeriale Migliorino, da noi intervistato per Focus, denuncia la pericolosità delle due autostrade. Quello che ho rilevato e che ho messo ovviamente per iscritto è stato, che mi ha particolarmente colpito all'epoca, la mancanza di ispezioni, la totale assenza di ispezioni che era stata fatta, non era stata attuata nel passato. A confermare lo stato di degrado ci sono poi le bufere giudiziarie che travolgono i vertici del CAS, il consorzio autostrade che gestisce la 18 e la 20, 8 inchieste in 10 anni, 22 viadotti sequestrati, fino al sequestro per rischio crollo del viadotto Furiano all'altezza di Caronia. Anche i magistrati parlano di totale inadempienza del consorzio. Questi viadotti sono stati costruiti oltre 20 anni fa, però quello che in questo momento noi ci sentiamo un po' di contestare, almeno dal punto di vista delle indagini, è il mancato monitoraggio e la mancata manutenzione su questi viadotti. Nonostante le accuse, il CAS resta in sella a gestire 1 miliardo di fondi per il piano straordinario di manutenzione che dovrebbe sopperire a ritardi decennali. Rientriamo in studio, alla parola ad Angelo per la rassegna stampa siciliana. Allora, cominciamo dalla Sicilia di Catania questa mattina e vediamo subito la prima pagina, un attimo ci arriviamo per vedere per l'appunto la prima pagina del quotidiano La Sicilia. Migranti, Salvini pensa alla riforma, stoppa giudici, questo è quello che viene fuori questa mattina. La Lega sta studiando la modifica delle sezioni dei tribunali sull'immigrazione. E poi la fotonotizia che ci porta in Medio Oriente, guerra aperta, diluvio di razzi israeliani contro Gaza, mentre si fa sempre più bollente l'atmosfera sul fronte con il Libano, questo il titolo. Poi una notizia di cronaca, ce ne siamo appena occupati, freddato mentre guidava, poi auto travolge e uccide una passante di 86 anni. Processo in Cassazione, la Saguto, sentenza rinviata, il procuratore generale confermare 8 anni, ha piegato la sua funzione. Poi una notizia che riguarda l'Italia, il ritardo, il gap che la nostra nazione ha nei confronti dell'Unione Europea per il tema sanità. 49 miliardi non va il fondo antiliste d'attesa e quindi insomma c'è evidentemente un problema sanità e non è la prima volta che ne parliamo. Adesso invece andiamo a leggere dalle pagine interne perché della riforma delle sezioni dei tribunali abbiamo già accennato sulla prima, sono le intenzioni della Lega dopo per evitare diciamo altri casi Catania. Più di 1 milione di migranti nell'Unione Europea, adesso un attimino ci arriviamo e cerchiamo di vedere bene questa prima pagina, questa pagina interna della Sicilia. Vediamo un po' se riusciamo, eccolo qua. Più di 1 milione di migranti nell'Unione Europea nel 2023. Sono le richieste di asilo. Il quotidiano tedesco Die Welt rivela i dati di un rapporto confidenziale della Commissione europea. Sull'Italia viene segnalato un aumento esponenziale degli arrivi dal Mali più 733%, dal Sudan più 450%. Questa è la situazione raccontata dal quotidiano La Sicilia. Ieri comunque a Catania da nave 18 sono sbarcati 350 persone. Adesso andiamo a vedere ancora dalle pagine interne del quotidiano La Sicilia e abbiamo ancora le vicende che riguardano, evidentemente c'è un problema di collegamento, cerchiamo di vederlo.
eccolo qui, freddato mentre era alla guida, con l'auto travolge, uccide poi un'anziana, quanto abbiamo raccontato, a Val Guarnera, vittima una 47enne, diffusa anche la foto del ricercato, appunto finisce su 2 passanti, un altro ferito. Questo è quanto accaduto per l'appunto ieri a Val Guarnero, una giornata davvero complicata a Val Guarnera, perché è stata anche coinvolto paese nell'operazione dei ROS, che ha portato all'arresto anche di diversi estorsori di un gruppo criminale. Questa è la pagina interna della Sicilia, come dicevamo. Andiamo avanti stamattina con le altre notizie. Adesso leggiamo anche la edizione, la pagina che riguarda la città di Catania. Eccola qui, leggiamo le vicende stavolta che riguardano la mobilità e la viabilità, soprattutto catanese, BRT2 e viale. Mondi lontanissimi, questo è quello che scrive la Sicilia. Valutazione in corso del comune sul progetto dell'autobus rapido sulla strada Regina del Caos. Il vice sindaco La Grega: sul piano tecnico vantaggi totali, ma la scelta non è semplice. Questo è quello che è quello che è e quello che dovrebbe essere in questa cartina, diciamo così, in questa riproduzione di quello che si vorrebbe fare per l'appunto sulla la viabilità su via Lavaggi, piazza Santa Maria di Gesù. Vedremo poi come si svilupperà e se ci saranno evidentemente delle novità. Sempre a Catania, brucia deposito, una ditta che smaltisce metalli, nube e fumo nero. Alla zona industriale è stato necessario l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco e del nucleo diciamo specializzato proprio dei vigili del fuoco. A preoccupare sono stati i fumi sprigionati dalla combustione dei materiali di scarto. Quindi c'è stato evidentemente un gran bel lavoro per i vigili del fuoco di Catania. Lasciamo adesso la Sicilia, andiamo alle edizioni di Repubblica Palermo. Messina, tra rabbia e omertà, viaggio nell'Ateneo terremotato. Il riferimento è a quanto accaduto al rettore. Pochi studenti vogliono parlare delle dimissioni del rettore, chi lo fa gli imputa l'assenza di risposte. Questo, diciamo, è il tema di apertura scelto dal quotidiano la Repubblica nell'edizione di Palermo, e poi il reportage con l'operazione di ieri, di cui si sono occupati anche poi nel telegiornale, i baby spacciatori padroni dello Sperone, quartiere difficile. E ieri c'è stata questa maxi operazione, 36 indagati, 18 i provvedimenti, ma 15 sono state le persone arrestate. Poi nel fine settimana, ricordiamo, i tesori del FAI si svelano per 2 giorni, quindi conosceremo la Sicilia nascosta, quella che non è sempre nella disponibilità, quella che ogni giorno non... C'è una bella foto lì, Sì, un attimino vediamo se riusciamo anche così si vede, in qualche modo a farla vedere un po' di più. Riesco a leggere San Giovanni degli Eremiti. Eccolo qui, bellissimo. Il chiostro di San Giovanni degli Eremiti. Questo è dunque, stiamo parlando chiaramente delle giornate FAI che vedremo nel fine settimana. Adesso invece stiamo sempre sulle pagine interne di Repubblica. Oggi fai lo slalom, caro Angelo. Oggi è complicato, però noi cerchiamo di portarla a casa, no? Vedi, coraggio. le pagine interne, i baby spacciatori padroni dello Sperone cresciuti in fretta sognando soldi facili. Questo è quello che viene fuori da quanto accaduto ieri. I carabinieri hanno smantellato 3 piazze degli stupefacenti all'interno del quartiere, in 15 sono finiti in manette, tra loro anche 4 giovanissimi. Parla anche il parroco Don Di Marzo: si rovinano la vita, servono studio e lavoro. Queste sono le parole per l'appunto del parroco del quartiere. Da
Lasciamo adesso anche Repubblica e andiamo a vedere gli altri quotidiani, vediamo se possiamo andare, vediamo se arrivano. Anche la prima pagina del giornale di Sicilia, eccolo qui. Lo vedremo un po' meglio fra non molto. Eccolo la prima pagina: spacciatori davanti alle scuole. Il tema è sempre quello, è sempre quanto accaduto ieri allo Sperone: 15 arresti su un totale di 38 indagati, almeno 150 consumatori segnalati, sequestrati hashish, marijuana, crack e cocaina, una retata, come abbiamo già evidenziato, dello Sperone riaccende i fari sullo smercio di droga che coinvolge pure minorenni, uno sporco business da almeno 5.000 euro al giorno sotto gli occhi dei bambini, e direi non è certamente la prima volta che accade, purtroppo dobbiamo dire. Adesso la fotonotizia che ci porta invece agli orrori di Hamas. Siamo in Medio Oriente, l'aggressione a Israele, svelato un massacro, 200 uccisi nel kibbutz, strage nella comunità di Kfar Aza, tra le vittime anche 40 bambini, alcuni sono stati decapitati. Tel Aviv continua a bombardare Gaza, ma i miliziani rispondono con una pioggia di razzi verso Israele. Insomma, è davvero complicato. Lasciamo anche la prima pagina del giornale di Sicilia. Adesso siamo alla Gazzetta del Sud e, come vedete, l'apertura è proprio in alto per le dimissioni del rettore e le reazioni in Ateneo, l'Università di Messina, tra l'analisi dell'ennesima bufera e la strada verso le elezioni per un nuovo rettore. Ma anche sul Gazzetta del Sud si parla di orrore in Israele, bimbi decapitati, il ricatto degli ostaggi e la fuga da Gaza, l'Egitto chiude il varco di Rafah, e quindi insomma anche lì bisognerà vedere che una crudeltà senza precedenti questa di decapitare i bambini, qualcosa di mostruoso. Intanto a Reggio Calabria leggiamo Cateno De Luca è stato condannato a 8 mesi per diffamazione. Il tribunale ha condannato in primo grado l'ex sindaco di Messina, che era stato denunciato dall'ex procuratore Vincenzo Barbaro. È una storia di qualche anno fa. Vediamo se abbiamo la possibilità di poter leggere una pagina, almeno un paio di pagine diciamo interne della Gazzetta del Sud, e questo mi piace sottolinearlo, anche se evidenzia un grande problema per la nostra regione. La Sicilia non ha medici e infermieri. Drammatici i numeri forniti dalla Fondazione Gimbe sul sistema sanitario. L'incidenza dei camici bianchi è pari al 2,6%, una media inferiore a quella nazionale. È un problema tutto, diciamo, della nostra isola. Direi di fermarci qui per stamattina. D'accordo, facciamo una breve pausa e poi passeremo ai quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia. Ci riusciremo? Bentornati a Buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano, che prosegue con la rassegna stampa nazionale. Allora, cominciamo con il Corriere della Sera. Eccolo qui: i bimbi, l'orrore, la guerra in Israele. Questo il titolo scelto dal Corriere. Neonati decapitati, 40 uccisi nel kibbutz, razzi su Ashkelon, Meloni in sinagoga, rischi emulazione, e quindi questo porta ad alzare le misure di sicurezza nel nostro paese. Una doppia sfida per l'Occidente, da Kiev a Israele, in primo piano quanto scrive stamattina il Corriere, poi sia alla condanna, ma i partiti sono divisi alla Camera a proposito di cosa fare per questo nuovo conflitto. Biden: noi con voi, Hamas è il male. Queste sono alcune, diciamo, delle prese di posizione. E poi
attenzione, perché come sempre quando c'è un conflitto, ne abbiamo già parlato ieri, l'allarme che arriva dalla Finlandia, gli effetti gas, cioè un'ipotesi sabotaggio, il prezzo sale del 12,4%, stiamo parlando del gas, una storia che arriva da Roma, il malore dopo alcuni giorni, il parto, muore la moglie del ristoratore dei VIP, notizia di cronaca che è anche comunque approfondita poi nelle pagine interne del quotidiano, ma non solo, sul quotidiano Corriere della Sera. Adesso andiamo a vedere Repubblica e la prima pagina di Repubblica, la strage dei bambini, questo è il titolo scelto da Repubblica, orrore senza fine, trovati nel kibbutz di Kfar Aza 40 piccoli, anche neonati, uccisi da Hamas e alcuni decapitati. Questa è l'atrocità che sta venendo fuori, salgono a 1200 i morti. Biden, terroristi come l'ISIS, Israele ha il diritto di difendersi, 900 le vittime. Palestinese, niente mozione unitaria su Israele, ma in aula vince il fair play. Stiamo parlando delle vicende italiane. E poi c'è l'editoriale stamattina di Maurizio Molinari, leggiamo il pogrom jihadista contro la dignità degli esseri umani. Questa è la sua riflessione, ma ci sono anche altre notizie stamattina. A proposito dell'economia, nel rapporto del Fondo Monetario Internazionale il mondo cresce tra 1000 incognite, è la riflessione che viene fatta questa mattina, come dicevamo, da Repubblica. Adesso invece lasciamo Repubblica e andiamo sulla Stampa, la strage degli innocenti, questo è il titolo scelto dalla Stampa, massacro nel kibbutz, uccisi 40 bambini, un ufficiale israeliano, anche dei neonati decapitati tra i cadaveri, ed è questa certamente la situazione più drammatica, quello che fa più pensare e riflettere. Abbiamo visto l'inferno, volevano sterminarci, e come una nuova Shoah. Queste sono le testimonianze, quelle che arrivano per l'appunto da Israele. Sempre dalla prima pagina c'è la fotonotizia, vediamo di poterla in qualche modo leggere con... eccolo qui, cerchiamo di vederla meglio, la strage degli innocenti. Prima si vedeva, come era prima si vedeva, ma sì. Non è facile, eccolo qui, l'ora del mare assoluto, la firma è eccellente, quella di Domenico Chirico, che è un esperto poi di queste vicende. Siamo come Caino e Abele, anche questa è una profonda riflessione di Roy Chen stamattina sulla Stampa. Vediamo invece le altre notizie, come vista anche la guerra sui social. Seix mistifica le guerre che Twitter raccontava. C'è una dura polemica, un duro attacco stamattina contro il social network di Elon Musk e Twitter. Non è finita il 24 luglio 2023, quando Musk all'improvviso la improvvisò, ma ci lamentava da tempo, decise che sarebbe chiamata X. Qual è la polemica? E pare che non ci sono più notizie certificate. Per essere certificati bastano $8, e da qui praticamente la poca attendibilità come gli altri, direi del social. Ma prima Twitter è sicuramente molto più autorevole, mentre invece in questo momento ha perso quello che era l'uno vale l'altro. Esattamente. Poi il Fondo Monetario taglia le nostre stime di crescita, soltanto più 0,7%. Questo è quello che vi mostriamo questa mattina, o proviamo a farlo, eccolo qui sulla Stampa. Andiamo avanti e cerchiamo adesso di vedere anche la prima del Sole 24 Ore. L'ONU e l'Unione Europea no all'assedio totale di Gaza, Biden atrocità enorme di Hamas, e vedete questa foto con i bagliori che si riferiscono alle esplosioni. Giorgetti in manovra
tagli forti, quindi ci annuncia e ci preannuncia che sarà una finanziaria lacrime e sangue, si dice così in questi casi. Verso la legge di bilancio il ministro saldi diversi se il quadro peggiorerà, controllo ferreo ineludibile ancora. Vediamo di poter far sì che in qualche modo si possa magari osservare qualcosa di più preciso sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Allarme del Fondo Monetario, crescita globale infrenata, anche l'Italia però sta peggiorando e quindi non va bene. Il mini reddito dei tassisti dichiarati 15.000 euro all'anno, questa è una nota che arriva proprio dal Sole 24 Ore che lasciamo. Adesso siamo sulla prima di Avvenire, eccolo qui, vediamo se possiamo avere la prima pagina di Avvenire, la strage degli innocenti. È il titolo che si ripete in più di un quotidiano. Sì. Trovati ancora qui 40 bambini uccisi, alcuni decapitati in un kibbutz, assalto dei terroristi di Hamas, famiglie sterminate, bombardamenti e assalto degli israeliani a Gaza, ma i miliziani non si arrendono e lanciano razzi ancora una volta su altre città di Israele. Altra prima pagina, lasciamo adesso il quotidiano Avvenire per il Messaggero, questa è la prima pagina del giornale romano, anche qui vedi l'orrore dei bambini è il titolo con questa fononotizia piuttosto forte anche sul Messaggero, lo strazio non appanni il pensiero, la via della pace, la riflessione e poi ancora controlli rafforzati, Meloni alla sinagoga, rischio emulazione. E c'è l'appello in TV, i parenti degli ostaggi, diteci se sono o vivi, ma la guerra dei prezzi con questo conflitto, nuovo conflitto, crisi a Gaza, i prezzi si impennano, anche qui leggiamo sul Messaggero una situazione che rischia di precipitare non solo per quanto sta avvenendo con il conflitto, ma anche a livello europeo mondiale per il costo del gas, delle materie che ci danno energie. E poi il Fatto Quotidiano, Netanyahu colpevole, ha foraggiato Hamas, questa è l'intervista ad Ami Hailon, ex capo del servizio israeliano Shin Bet. Questo è quello che stamattina scrive il Fatto Quotidiano, parla con un titolo piuttosto incredibile, comunque vabbè. Perché pare, insomma, vedremo poi se è vero così. Premier sordo sugli allarmi degli 007 e del Cairo, trucidati 200 civili, 40 sono bambini, a Gaza 900 morti in 48 ore. E poi attenzione perché fatti italiani, l'alluvione che c'è stata in Emilia Romagna, il governo si riprende 800 milioni della ricostruzione, 20.000 case da risistemare, sciacalli in agguato, insomma ancora tanto da fare, tanto lavoro per ricostruire quanto è stato distrutto. Abbiamo il tempo forse per un'ultima prima pagina, con tutte le difficoltà, decapitano i bambini ma la sinistra si divide, stavolta è la prima pagina del giornale, opposizione spaccata sulle emozioni pro Israele, strage di neonati nel kibbutz, lo scrive il quotidiano Il Giornale. E adesso invece andiamo a vedere il manifesto, il titolo Orrorismo, quello scelto, il titolo dal manifesto. Come vedete c'è questa porta insanguinata e colpita evidentemente da proiettili. Israele sigilla la striscia di Gaza e bombarda l'unica via di fuga dei palestinesi verso l'Egitto, distrutti interi quartieri civili annientati. E poi ancora i militari di Tel Aviv scoprono le stragi nei villaggi di confine con i massacri che abbiamo raccontato. Ci fermiamo qui. D'accordo, ci fermiamo, tra poco altre storie, altri argomenti, state con noi, buongiorno Sicilia.
Un saluto e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo da Daniele Berlusconi. Proseguono condizioni stabili e anticicloniche su tutta Italia per la giornata di mercoledì, che sarà ben soleggiata quasi ovunque, eccetto per delle nubi marittime in Liguria. In Sicilia tanto sole da mattina a sera, con qualche annuvolamento soltanto nelle zone interne ma senza conseguenze, ventilazione debole settentrionale, mare generalmente poco mosso. Temperature che saranno stabili o un ulteriore aumento con valori praticamente tardo estivi, massime generalmente comprese tra 26 e 30 gradi su tutte le principali località. E non cambierà nulla anche nella giornata di giovedì, che vedrà l'alta pressione sempre dominante su tutto il Mediterraneo, dunque anche in Sicilia cieli sereni o poco nuvolosi, temperature che si mantengono stazionarie su valori ancora molto gradevoli e generalmente intorno ai 27 e 28 gradi durante il pomeriggio. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo. De waar is je dat ze straat in de Vidania? Dat je het boos is in de straat, no. Russo. Tedesco. No, russo. Russo, niente. Formiamo sempre nella vita, perché si chiama sale. Che sale dovrebbe essere così. Festeggiamo un pochettino, così. Ma che bontà, ma che bontà! La zucchina no. E allora? La smettete di litigare tutte e due? Quando si mangia? Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Tutti i giorni prima del telegiornale, c'è chi la vuole cotta alle 12.30 e alle 19 su questa rete, su Antenna Sicilia naturalmente. Diamo il benvenuto a Giovanni Guglielmino, regista, e ci parlerà di teatro nei quartieri, che ha una manifestazione, che ha una sua conclusione, un suo coronamento a Catania con il Meet-Off. Cos'è il Meet-Off? Intanto buongiorno a tutti voi, ai telespettatori. Meet-Off nasce nel 2019 con la prima, diciamo, rassegna con la produzione di spettacoli legati al teatro classico greco-romano, quindi con diverse produzioni, da Agamennone, la Fedra, un po', diciamo, ispirato al teatro classico greco, con la differenza rispetto al, diciamo, al teatro normale che il pubblico era abituato a vedere, con Mito-Off. Off sta a significare un po' ridotto. Però no? ha avuto un'evoluzione il Meet-Off. Adesso... È cresciuto Mito-Off perché dal 2019 poi è diventato itinerante, e quindi le produzioni dall'Edipo Re alla Eracle hanno un po', come dire, sono stati messi in scena nei teatri classici greci. Quindi avete creato anche dei laboratori non solo da per Da quest'anno abbiamo aperto ancora di più il panorama e abbiamo pensato di realizzare un Meet-Off periferie, quindi perché il nostro progetto è finalizzato alla conoscenza di questo teatro, e quindi già c'è chi lo conosce, però forse le categorie più disagiate, più in periferia, non conoscono questo mondo. Il poster, Meet-Off periferie, i miti, il teatro classico greco-romano, esatto. Il palcoscenico Catania, la bellezza senza confini. Posso raccontare un piccolo aneddoto, certo, che proprio ci chiarisce. Uno dei laboratori lo stiamo realizzando nell'oratorio San Filippo Neri, quindi nell'antico corso, davanti al teatro greco. Bellissimo. Sì, però gli allievi, che sono adulti dai 20 anni ai 60 anni, parlavamo di teatro greco, parlavamo di teatro classico e non sapevano che di fronte avevano dei teatri più importanti al mondo, no? Ho chiesto: ma conoscete cos'è questo monumento? No, questo è un teatro classico greco, quindi questo dà... Beh, bellissimo, significa anche riacquisizione, riappropriazione del territorio, conoscere le bellezze della... Grazie comunque al progetto che abbiamo potuto realizzare, grazie al Ministero e al Comune di Catania che ci ha permesso. Adesso ancora è in corso, c'è tempo fino a novembre. Sì, no, abbiamo iniziato a settembre, finiremo, abbiamo fatto tutta una serie di spettacoli nei quartieri per far conoscere proprio il teatro classico come Meet-Off, stiamo continuando a farli anche nelle scuole, fra l'altro, nelle scuole elementari. Quindi abbiamo stravolto il teatro classico proprio facendolo diventare quasi una fiaba, grazie agli attori che fanno parte di questo progetto, perché ormai è diventata una squadra ampia, da attori, direttori tecnici, grafica, ufficio stampa. La bellezza e la ricchezza di chi è appassionato e si dedica. Solo attraverso la passione possiamo portare avanti queste cose, dottore. E coinvolgete non soltanto le scuole, che già è una cosa importantissima,
bellissima, così imparano anche cos'è il teatro greco di fronte, ma anche le periferie. Sì, le periferie, quindi siamo su San Giovanni Galermo, a Cibali, e in qualche modo ci muoviamo in un ampio raggio e siamo felici di portare questo teatro classico, questa cultura greca che in qualche modo ha influenzato la nostra cultura, la cultura occidentale. Bellissime queste immagini che stiamo vedendo di tanto in tanto mentre lei parla, ecco, vedete, qui fanno proprio, come dire, ecco, addirittura sì, sono loro i protagonisti, sì. Lei può vederlo in alto lassù. Sì, i bambini, sì, vede, quest'anno abbiamo come tema su tutto ciò che facciamo Ulisse e la sua, diciamo, il suo legame con la Trinache, quindi quello è una maschera Polifemo che hanno realizzato i ragazzi. E quindi quest'anno siamo concentrati sull'Odissea, su Ulisse e Polifemo, perché devo dire che per i bambini è la prima conoscenza Ulisse e Polifemo, quindi lo abbiamo ampliato e abbiamo creato una conoscenza più ampia rispetto a ciò che conosciamo. Però partecipano anche gli attori professionali, non solo. Tutti attori professionisti, che devo ringraziarli perché si sono calati in questa realtà, ripeto, da attori professionisti, io come attore e come regista, quindi dico sempre ai ragazzi o agli adulti davanti nelle chiese, quindi davanti agli altari dove facciamo gli spettacoli, quindi utilizziamo in modo blasfemo un po' questi spazi, che questi spettacoli sono stati messi in scena a Segesta, a Tindari, un po' in tutti i teatri classici, e l'abbiamo fatto per loro dentro una chiesa o in un'aula magna di una scuola, e ne siamo assolutamente felici, forse siamo più felici di quando abbiamo 1000 spettatori a Segesta. Una meraviglia autentica questa, veramente. Sì. Bellezza. L'ultimo è Ulisse, l'ultima rotta che abbiamo raccontato al Castello Orsino a luglio. Abbiamo visto prima la collaborazione importante del Ministero della Cultura, ma anche del Comune di Catania. Del Comune di Catania. Fra l'altro, se mi posso permettere, il progetto è così ampio che dal 20 al 22 realizzeremo il Mito of Sicilia Festival. Al Castello Orsino, certo, al Castello Orsino, quindi sarà una rassegna che durerà 3 giorni, inaugureremo il 20, ci saranno tutta una serie di convegni con studiosi proprio del settore, l'argomento anche lì sarà Ulisse legato alla Trinache, quindi Ulisse e la Trinache, quindi avremo, come dire, svilupperemo tutta una serie di sfaccettature relative all'Odissea e alla nostra Sicilia, quindi il Ciclope, posso dire Eolo, il momento in cui, quindi è tutto, ci saranno tutta una serie di spettacoli di cui ho curato sia l'allestimento sia l'adattamento e la regia, la mia passione mi porta a fare tutto ciò. I ragazzi rispondono, finalmente si staccano da... Sì, no, i ragazzi verranno, ma non solo ragazzi, abbiamo adulti, abbiamo addirittura una signora di 66 anni che ha detto io volevo fare teatro da tutta la vita, e ha detto ci siamo noi, non ci sono problemi. Coinvolta? Coinvolta al massimo, cinquantenni, mamme. Che bello. Mamme che sconoscevano questo mondo, io mi emoziono solo a parlarne, sì, è vero. Perché poi alcuni laboratori proprio con gli adulti li curo io, e quindi ci sono degli aspetti proprio, come dire, propedeutici, pedagogici, che a volte noi pensiamo alla pedagogia rivolta solo ai bambini, ma il più delle volte può dare degli indirizzi. È crescita personale. Esattamente, è quello che noi facciamo, quindi la rinuncia al giudizio, il creare il gruppo dove all'interno del gruppo qualsiasi allievo possa sentirsi protetto, per le maschere. Al contrario di Pirandello, io penso che bisogna togliere le maschere, perché noi utilizziamo le maschere, abbiamo dei cassetti, dobbiamo tutta una serie di maschere. Allora stamattina io faccio Buongiorno Sicilia, mi metto una maschera. Domani mattina faccio ma in realtà dovremmo essere sempre noi stessi, quello che io provo a fare con una ricerca fondamentale, come dire, che dura dalla storia dell'umanità, questo tentativo. E quindi io da buon regista, da buon attore mi sono proprio cimentato in questo mondo che amo e provo a portarlo avanti. Grazie alle occasioni che ho avuto con Mito of Periferie, grazie al festival, grazie un po' a tutte le attività che facciamo, ci proviamo. Proviamo a citare alcuni altri quartieri, San Giovanni Galermo, Antico Corso, abbiamo fatto delle attività anche su San Cristoforo. E risposte, avete avuto risposte anche lì? Risposte grandissime, inaspettate. Abbiamo avuto risposte inaspettate, abbiamo avuto un pubblico completamente diverso da quello a cui siamo abituati, e
ci siamo ritrovati 100 persone ad ascoltare l'Ulisse con il Ciclope, o ad ascoltare proprio affascinati, poi a volte io inizio i miei spettacoli, che più delle volte sono anche spettacoli di narrazione, quindi attraverso la narrazione del mito tocchiamo tutta una serie di argomenti di vita, no? Certo. E quindi mi sono ritrovato ad avere 100 persone davanti che sconoscevano questo mondo con un'attenzione e con una voglia di conoscenza, con una curiosità quasi imbarazzante. Cioè mi sono ritrovato alla fine dello spettacolo 20-30 persone che sconoscevano questo mondo, persone, come dire, semplici, sì, che mi chiedevano e richiedevano notizie, proprio affamati di cultura. Perché gli antichi la sapevano lunga, i classici sapevano già tutto. Sapevano già tutto. Attraverso le belle tragedie e le commedie sicuramente arrivavano al cuore del pubblico. Arrivavano al cuore e ci facevano vedere come siamo, quelli che siamo. Senza maschere, anche se nelle tragedie utilizzavano le maschere. Anche se ci sono le maschere, però attraverso quelle loro soprattutto riuscivano a scoprire chi erano veramente, chi sono. Fantastico. Può servire quindi il teatro all'inclusione sociale, al di là degli slogan, delle parole facili? È fondamentale. Il teatro ha cambiato il mondo, da lì sono partite delle rivoluzioni, attraverso il teatro, perché era l'unico, diciamo, segmento che non riuscivano a far tacere, no? Perché poi attraverso la finzione del teatro, che finzione non è, riusciamo a passare tutta una serie di messaggi subliminali importanti. Esattamente l'opposto di quello che si dice. Ci sono alcuni mezzi di comunicazione che addormentano, questi al contrario svegliano e quindi svegliano. E quindi noi diciamo che noi operatori del settore, se lo facciamo con passione, sicuramente proviamo a fare questo, oltre a fare il nostro teatro. Complimenti a Salvatore Guglielmino, Teatro Grazie. nei Quartieri, Meet Off, davvero un lavoro straordinario. È importante scoprire e riscoprire le cose belle della nostra città, della nostra regione. Scordavo una cosa, mi scusi se lo interrompo. Prego. I laboratori finiranno con uno spettacolo che realizzeranno loro stessi. E quando a sarà? Dicembre, alla fine laboratori, ci saranno tutta una serie di date, ogni laboratorio metterà in scena uno spettacolo di teatro classico. Fateci sapere e vi seguiremo. Con piacere. Grazie ancora. Teatro nei Quartieri, Salvatore Guglielmino, Meet Off. State con noi altre storie e altri personaggi fra pochissimo a Buongiorno Sicilia. Questo è l'ultimo poster di palcoscenico a Catania. State con noi, a dopo. Buongiorno Sicilia, un brevissimo aggiornamento sul Medio Oriente, visto che ne abbiamo parlato tanto con Angelo, abbiamo visto i quotidiani e abbiamo visto gli orrori dei bambini decapitati. La notizia dell'ultima ora è che ci sono stati dei lanci di razzi su Israele dalla Siria. Ecco, e questa è una novità di stamane, caduti per fortuna in aree aperte, a quanto pare sono stati 5, quindi sono pericolosi ma non tantissimi, e naturalmente Israele ha già risposto. Le postazioni sono state attaccate e distrutte, le postazioni da dove erano partiti questi lanci che vedono per la prima volta un parziale ma significativo coinvolgimento della Siria. Torniamo a casa nostra e diamo il benvenuto a Elita Schillaci, che è docente di economia e gestione delle imprese al Dipartimento di Economia dell'Università di Catania. Vogliamo parlare di gender gap, che è una parola difficile ma che vuol dire, come dire, discriminazione di generi a tutti i livelli, nei salari, nei redditi, nelle tecnologie a disposizione, nell'istruzione, nell'immigrazione pure, che riguardano le donne nei confronti degli uomini. E sapete tutti che questo tema, questo problema è stato in qualche modo messo in evidenza in modo clamoroso con l'assegnazione del premio Nobel qualche giorno fa per l'economia a Claudia, noi la pronunciamo all'italiana, Claudia Goldin, ma lei è americana ed è una studiosa appunto di mercato del lavoro femminile. Un risultato importantissimo per voi, no? Un risultato fondamentale perché è un segnale fortissimo
a tutta la comunità economica e non solo, la comunità globale, che il tema della discriminazione del genere non interessa solamente un circolo di donne rivolta alle donne, come spesso è successo. Questi temi sono stati in qualche modo relegati in posizione d'elite, oppure appunto tutto sommato quando partecipavamo, quando creavamo queste condizioni, gli uomini non partecipavano. È un tema non solo di etica e di giustizia, ma è un tema anche di creazione di valore, il valore che si perde escludendo le donne dai processi di produzione di conoscenza, il primo stadio, ma anche di produzione del lavoro e poi di capacità di governance. Vediamo un po' di dati, tanto per vedere le cose concretamente, perché questi sono temi davvero fondamentali. Quante donne dirigono le aziende, per esempio in Italia, rispetto agli uomini? Ma i dati sono incredibili, abbiamo percentuali bassissime, dal 18 al 25%, ma non solo. Il resto sono uomini. Il resto sono, diciamo questo, se posso, i temi sulla discriminazione di donne si possono dividere in una serie di pilastri. Prego. Il primo pilastro è l'accesso all'occupazione femminile, e quindi quante donne sono occupate o disoccupate rispetto agli uomini. Quante? E abbiamo un 50 degli uomini, 57, le donne 70, eccetera, quindi un dato di disoccupazione. 70, no, è un dato incredibile, e devo dire che l'Italia sui temi del gender gap, e quindi da una recente classifica che è stata fatta a livello mondiale, occupa una posizione pesantissima. Credo su 160 paesi si ritrova al 150° posto. Adesso non voglio essere, diciamo, non precisa. Scusi, professoressa, allora, su questo c'è il 79° posto secondo il Sole 24 Ore. Secondo il Sole 24 Ore. Lo facciamo vedere? Lo possiamo fare vedere se riescono a farlo vedere dalla sappiamo regia. però un cartello. Vediamo questo cartello che è lì nello schermo grande dello studio. Se lo possiamo vedere, eccolo qua. A tutto schermo lei lo vede. Un'impresa su 5 guidata da una donna. Aziende femminili, 1.300.000, sono il 22%, mentre in Europa, come vedete, 32%. Prego. Volevo dire questo, che l'Italia occupa una posizione diciamo abbastanza bassa in Europa, ma la colpa della posizione bassa dell'Italia è del sud. Cioè se poi noi dividiamo i dati per regione, vediamo che una posizione, diciamo così, bassa dell'Italia è occupata perché effettivamente le regioni del sud trascinano verso il basso colpa queste tra classifiche. virgolette, professoressa, no? Nel senso che è un disagio che involontario, diciamo, in qualche modo, dovuto a una situazione un po' antica. No, colpa tra virgolette, però è anche, dobbiamo vedere poi la situazione dentro le aziende. Io insegno, come le diceva, economia e gestione delle imprese e mi occupo di gender da tantissimo tempo. Tra l'altro sono anche le responsabili a livello nazionale. Quindi sta dicendo che c'è una sorta di arretratezza culturale? Beh, sì, c'è assolutamente una sorta di arretratezza culturale. Pensi che non più di un mese fa abbiamo organizzato un grandissimo evento, io sono stata l'organizzatrice nel mio dipartimento, su un tema molto sfidante e molto innovativo: come sarebbero state le teorie manageriali se fossero state scritte da donne. Com'è difficile? Che vuol dire? Che vuol dire che le imprese in qualche modo, diciamo, producono meccanismi di selezione, di crescita, eccetera, che sono anche condizionate dalla teoria manageriale, e la teoria manageriale è stata scritta da uomini. Quindi è stata vista il management e le imprese, che è l'oggetto dello studio, con un occhio solo, che è quello maschile. Quello che noi diciamo è che bisogna guardare il mondo con tutti e due gli occhi, prima di tutto perché solo con tutti e due gli occhi riesci a capire la varietà e la complessità di questo mondo, e poi con tutti e due gli occhi riesci ad avere punti di vista differenti. Quindi il tema è veramente l'integrazione. Ma volete cambiare l'Italia, volete cambiare il mondo? Guardi, io sono stata inserita, già questo è il 4º anno, tra le Unstoppable Women, cioè le donne stanno cambiando l'Italia. Unstoppable. E in effetti c'è una rivoluzione in atto. Cioè quelle che non si possono fermare, no? Sì, perché noi eravamo con gli untouchable, ma invece ci sono gli unstoppable. Lei pensi a quello che anche Claudia, anche il premio Nobel ha chiamato, tutti chiamiamo soffitto di cristallo, no? Il ceiling glass. Questo soffitto di cristallo è qualcosa che stoppa le donne, no? È unstoppable. No, professoressa, ne sentiamo parlare sempre più spesso. Ci spieghi un po' che è sto soffitto di cristallo di cui si sente tanto parlare? Allora, il soffitto di cristallo è l'aspirazione a crescere
crescere e appunto avere ruoli di governance nelle aziende, nelle organizzazioni pubbliche, nelle istituzioni politiche, però poi c'è una barriera invisibile. Tu sei convinta che puoi crescere, ma ci sono tutta una serie di elementi, di fattori che ti impediscono nella crescita. Ecco il cristallo che è trasparente. Ecco il cristallo, tu è trasparente, non lo vedi, sei però convinta che è tutto, ed è stata un po' anche la mia convinzione, perché io ho esercitato anche ruoli di governance, però a un certo punto ti fermi. E quindi il lavoro del premio Nobel, che ricordiamoci è la terza donna che riceve il premio Nobel su 93 sull'economia, però è la prima che lo riceve da sola, e questo è importante perché ogni volta le donne hanno ricevuto a coppia, perché poi c'è il tema della legittimazione maschile, cioè tu puoi parlare o fai parlare l'uomo perché l'uomo viene più ascoltato rispetto appunto. Le start-up vedono le donne protagoniste? Io insegno start-up da 20 anni, anzi da 20 anni abbiamo la cattedra, ho dedicato tutta la mia vita, sono una studiosa di innovazione e start-up, quindi la materia che insegno è start-up strategy. Quindi le start-up sono chiaramente un momento in cui non è solo un progetto di lavoro, ma è un progetto di vita, di indipendenza, e in effetti lo si ricordava, solo una donna su 5, quindi solo una start-up su 5 si riprende questa cosa, è condotta da donne. Però va un po' meglio su questo? Diciamo che no, il Sud riprende sempre, ma uguale. Catania comunque è una piazza particolare, perché a Catania c'è vivacità creativa, c'è innovazione. Ma comunque pensi che solo la creazione di un contesto come quello dell'università, in 20 anni noi ogni anno produciamo, è una fabbrica di start-up, perché io faccio fare il progetto e poi molti di questi progetti, il business plan si chiama così, vengono realizzati e si fanno le imprese. Quindi professoressa, per concludere, meglio iscriversi al suo corso per poi diventare imprenditrici o imprenditori. Meglio avere cultura, qualunque cultura, la cultura è libertà, quindi bisogna... Voglio dire solo una cosa, oggi lo ricordiamo, è la giornata internazionale delle bambine e delle ragazze dell'ONU, la giornata internazionale, e quindi questo è un tema importante, perché il tema appunto della crescita e la cultura, in molti paesi la cultura viene negata e questo è il primo livello. Beh, pensiamo a quello che sta capitando in Medio Oriente e non solo. Grazie alla professoressa Elita Schillaci, che insegna economia e gestione delle imprese nel Dipartimento di Economia all'Università di Catania. Frequentate, andatevi a chiedere di iscrivervi ai suoi corsi, che poi vi aspetta un futuro magari da manager o da futuro nell'economia e nelle imprese. Grazie, a parte le battute, la cosa è molto seria. Facciamo una breve pausa e poi parleremo dell'argomento di attualità di questi giorni in Italia, nel mondo del Medio Oriente. Purtroppo in Italia è sicuramente lo scontro tra potere giudiziario e potere, diciamo così, il governo. Grazie ancora professoressa, buon lavoro. State con noi, fra qualche minuto riprendiamo. Buongiorno Sicilia, allora c'è una notizia di poco fa che riguarda i migranti. Lampedusa, sono 123 che sono arrivati nelle ultime ore, c'erano anche 6 donne e 7 minori sono a Lampedusa, sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola. Ieri sera ne avevano trasferiti 378, sono numeri che sembrano un po' un pallottoliere purtroppo, ma si tratta di vite umane. 178 verso Bergamo e 200 con un traghetto che poi è andato a Porto Empedocle. E questo è un po' il tema che vorrei affrontare con i nostri ospiti, l'avvocato Fabio Cantarella, che è coordinatore provinciale della Lega, e Matteo Iannitti, che è presidente dell'Arci di Catania. Allora, l'argomento è ovviamente la polemica che c'è, se non vogliamo parlare di scontro tra poteri in corso da quando la giudice catanese apostolico non ha convalidato il trattenimento di 4 richiedenti asilo diciamo nel centro adibito a questo, considerando illegittimo fermare chi viene da un paese sicuro, quindi diciamo il riconoscimento e l'eventuale decisione deve avvenire nel posto in cui uno arriva, questa è la sostanza di quello che attuale, è illegittimo secondo la magistrata anche la richiesta di una fideiussione o comunque di un trattamento economico. Allora, le novità quali sono? Oggi il ministro Piantedosi risponderà alle interrogazioni sulle origini e la diffusione dei video, perché voi
voi sapete che ci sono almeno tre video in circolazione che ritraggono la magistrata che ha partecipato 5 anni fa a un sit-in. Poi si attende anche un provvedimento della Lega che dovrebbe trasferire la competenza di questi temi dai tribunali al TAR e alle corti d'appello, se non abbiamo capito male. Inoltre, poi queste sono le ultime novità che probabilmente, questo dicono i giornali, ma sono non so, informazioni così, cioè probabilmente la giudice apostolico sta per emettere un nuovo provvedimento analogo a quello che ha fatto in precedenza e che ha fatto anche un altro magistrato che si chiama Cupri. Allora, innanzitutto volevo chiedere questo, lei era alla manifestazione, quella di 5 anni fa? Sì, noi abbiamo organizzato la manifestazione, era una manifestazione molto partecipata, stavamo lì da 4 giorni ad attendere che gli ostaggi a bordo della nave 18 fossero liberati dal governo. Pian piano quella mobilitazione è cresciuta a dismisura fino ad arrivare a quel sabato, la manifestazione incriminata del 25 agosto 2018, nella quale ci siamo ritrovati... C'era la dottoressa Apostolico? C'era anche la dottoressa Apostolico, ma noi l'abbiamo scoperto l'altro giorno, nel senso che non aveva nessun ruolo politico, non aveva nessuna visibilità durante quella manifestazione. Lo abbiamo scoperto, c'era la dottoressa Apostolico, io penso che ci fossero anche altri magistrati, altri uomini della legge, altri poliziotti e carabinieri che magari non erano in servizio. Era una manifestazione di migliaia di persone. Ricordiamo in sostanza perché la nave era ferma al porto e non potevano scendere i migranti, no? Il governo stava tenendo di fatto in ostaggio quelle persone. Vabbè, chissà la sua valutazione, sono invitato per esprimere una valutazione. Erano tenuti in ostaggio. Io ricordo che da quella vicenda scaturì un procedimento penale per sequestro di persona ai danni del ministro dell'interno Matteo Salvini e di mezzo governo. Con un luogo a procedere del GIP, quindi concluso, infondata la notizia ci di reato con la procura che chiese anche l'archiviazione. Però c'era la dottoressa Apostolico che ora ci scuserà perché la chiamiamo in causa ogni 2 per 3 e altri magistrati. Quindi sono politicizzati questi. Allora io dico una cosa. Guardi, io faccio un ragionamento soprattutto da avvocato innanzitutto. Io ho letto la sentenza. L'Apostolico è un magistrato preparato, che ha una bella esperienza, e ha fatto una sentenza che ha un perché. L'ho riassunta bene, correttamente? Sì, l'ha ben motivata. Io sono curioso di vedere come si pronuncerà la Cassazione sul ricorso. Perché comunque, ma il ricorso c'è stato da parte del governo? L'hanno preannunciato. Ora, non so se i termini ancora sono scaduti per depositare. Ci sarà un ricorso in Cassazione. Sì, il ministro l'ha preannunciato, quindi lo faranno. D'altra parte la magistrata ha detto io non devo commentare, non devo difendere, non devo fare niente, se volete vi rivolgete alla Cassazione. Infatti su questo non avrei nulla da obiettare. Ripeto, la sentenza ha un perché ed è ben motivata. Ciò che non condivido è la partecipazione a quell'evento di cui parlava poc'anzi Matteo Iannitti. Perché? No? Perché poi è normale che tu stesso, partecipando a un evento che ha una caratterizzazione politica forte, un evento in cui si insultavano i poliziotti, si insultavano ministri dello Stato, quindi istituzioni dello Stato italiano. Non sta dicendo lei, e agli atti lo troverà abbiamo lei. Sentito, siamo tutti antifascisti. C'è un poliziotto ferito a questa manifestazione. Sono fatti che ricordiamo benissimo. No? Insultavate? Chi insultavate? Sì, era una manifestazione con migliaia di persone. Ci sono stati momenti di tensione, c'è stata una carica, secondo noi ingiustificata, delle forze dell'ordine ai danni di ragazzini. I toni sono diventati un po' più aspri durante una fase della manifestazione, ma non è che la giudice o gli altri giudici o le persone che hanno partecipato a una manifestazione nella quale abbiamo annunciato guardate venite si insulteranno i poliziotti, non dico oppure questo. si insulterà e però chi copre un ruolo istituzionale che deve avere una credibilità deve evitare di andare a eventi come questo in cui queste cose possono accadere e accadono spesso, questo dico io, perché così il suo buon lavoro in quella sentenza viene minato dalla partecipazione a un evento al quale poteva fare a meno di partecipare. Oggi non avrebbe avuto critiche di nessun tipo, no? Oggi il discorso sarebbe tutto sul diritto. Invece quella partecipazione, io vedo molti magistrati importanti a Catania, Zuccaro su tutto, non l'ho mai visto partecipare, un grande magistrato, non l'ho mai visto partecipare a eventi in cui è possibile mettere in discussione l'imparzialità. 177 persone
tenute in ostaggio a bordo di una nave, che fanno sì che ci sia una mobilitazione della società civile. C'erano i frati francescani a quella manifestazione, c'erano gli scout a quella manifestazione, non era la manifestazione di un centro sociale o di un partito politico, era una manifestazione nella quale c'erano decine di parroci che sono venuti, addirittura la città di Palermo nella sua totalità ha aderito. Il ministro della giustizia Nordio, che è un magistrato, come dire, che è passato adesso all'attività politica, ha detto la dottoressa Apostolico poteva partecipare alla manifestazione ma non doveva. Che vuol dire? È una questione di opportunità, appunto, ma poteva, anche ma Violante non penso che sia un esponente della destra. Se voi avete letto quello che ha detto Violante sulla partecipazione all'evento dell'Apostolico, è stato ben chiaro. Io invito tutti quelli che sono in collegamento in questo momento, andate sul sito dell'Associazione Nazionale Magistrati e scaricate il codice etico, andate a vedere gli articoli dall'8 al 10 e ciascuno farà le proprie valutazioni. Valutate se secondo voi la partecipazione a quell'evento, con quelle caratteristiche, con quelle finalità, diciamo è opportuna per un magistrato che ricopre ruoli così. Mi permetto di interromperti un attimo rispetto a un fatto però. Noi sappiamo della presenza dell'Apostolico 5 anni dopo. Quei video, quelle immagini, quelle informazioni circolavano da anni, le hanno ritrovate alcune su Facebook, pubblicate proprio nel 2018. Ecco, l'elemento non è tanto che 5 anni dopo si scopre la partecipazione. Il problema è che se la dottoressa Apostolico non avesse emesso quella sentenza, non per sua discrezione, ma per aver applicato la legge, tutta questa polemica non ci sarebbe assolutamente stata. Allora l'elemento qual è? L'elemento è che si vuole intimidire attraverso questa azione. Non è così. Un'intera categoria, per cui la dottoressa Apostolico non è solo che un primo bersaglio, perché il messaggio lo si passa a tutti, per dire voi non dovete partecipare, voi non dovete schierarvi, voi non dovete contraddire le scelte del governo, perché questo è il post di Giorgia Meloni lanciato il giorno in cui c'è stata la sentenza, ha detto ci sono magistrati che si permettono di contraddire le scelte del governo. Avete una concezione, lo dico come partito politico, dello Stato di diritto molto curiosa. Se la magistratura non si può permettere neanche di contraddire una scelta del governo, cosa devono fare? Oggi c'è una raccolta firma fatta da alcuni avvocati a sostegno dell'Apostolico. Il primo firmatario è l'esponente di Potere al Popolo, mio amico, collega avvocato. Ti pare una cosa corretta? Non significa gettare ulteriori ombre sull'imparzialità del giudice? Ti pare una cosa onesta questa? Per questo volete trasferire la giurisdizione su questi temi della sezione immigrazione dai tribunali al TAR bisogna garantire l'imparzialità, bisogna garantire il più possibile l'imparzialità. Di sinistra lì. Ma no, è questione anche di avere magari dei collegi che si pronunciano, avere quindi una pluralità di... E poi un'altra cosa che voglio dire, io come diceva lui, io non condivido neanche la presa di posizione, per esempio, di Musumeci che ha attaccato il magistrato. Musumeci sbaglia perché l'istituzione che si scaglia contro l'istituzione è un errore. Quindi come ha sbagliato l'Apostolico ad andare a quell'evento? Ha sbagliato Musumeci, non è qua, però dico, io dico il mio pensiero, e come a mio avviso errato fare una raccolta firme che ha una etichetta ben precisa, significa alimentare i dubbi, le ombre. Ma su questo video, su questi video, certo è curioso che sbucano 5 anni dopo. Ora adesso ultimamente devo dire che il parlamentare della sua organizzazione, Anastasio Carrà, dice non sono stato io a diffonderlo. C'è stato un carabiniere che ha detto sono stato io, giravo io per i fatti miei, non l'ho consegnata a nessuno. Queste sono le immagini che abbiamo visto. Io ho letto il comunicato della questura, ce l'ho a mente. La questura ha detto il video non era nel nostro archivio, quindi non condivido il passaggio successivo in cui la questura dice non abbiamo però è il suo partito che li ha utilizzati questi video. Certo, ma dico non abbiamo nelle schede video in cui si vedono l'Apostolico e il marito. Sbagliato. Io sia che faccio il pasticcere, sia che faccio l'avvocato, sia che faccio il notaio, sia che faccio il magistrato, ma che se sono un evento pubblico devo essere come gli altri schedato. Ma che messaggio passa? Passa il messaggio che c'è un dossieraggio, che vengono ripescate. Allora, quindi a me mi puoi dossierare e lei perché è magistrato non la puoi dossierare, non è corretto. Scusami, questo allora tu fai il contrario di quello che dici. Vengono ripescate delle immagini di anni fa, vengono anziché essere presentate negli organi opportuni, vengono scaraventate sui social per scatenare un linciaggio mediatico che ha un unico obiettivo: screditare la magistratura e dire il governo tenta di fare il possibile, parole della Presidente del Consiglio, il governo tenta di fare il possibile, abbiamo questi magistrati
evidentemente politicizzati, che utilizzano la loro professione per fare politica e andare contro il governo, motivo per cui buttategli addosso tutto il fango che si trova nei commenti ai post di Matteo Salvini, che continua a fare queste cose. Se venisse uno straniero di un paese democratico tipo gli Stati Uniti, la Germania, la Francia e dicesse c'è un ministro della Repubblica Italiana che condanna un magistrato perché ha applaudito perché si diceva siamo tutti antifascisti, ma cosa doveva fare? Doveva urlare contro, siamo tutti antifascisti, hanno giurato sulla Costituzione, sì, quale Matteo, scandalo c'è? Ma di che accoglienza parliamo? Che li fate entrare e poi dove dormono, dove urinano, come mangiano non ve ne frega nulla. Il vostro problema è farli sbarcare e poi consegnarli alla criminalità organizzata. Di che stiamo parlando? Fabio, ma che sistema di accoglienza è questo? Stiamo vedendo ma tu le hai viste le statistiche sulle carceri? Che al dicembre del 2020 su 53.364 detenuti 17.380 sono stranieri. Ma ti rendi conto? Il 32,5%. Che tu li fai entrare qui, poi cosa fanno? Dall'indomani non te ne frega più nulla. Se delinquono, se finiscono a un semaforo a litigare fra di loro per chi deve pulire un vetro, se aggrediscono la signora che non gli dà l'euro, se urinano su via Etnea, a te non te ne frega nulla poi dopo quindi che sono non entrati. Applichiamo la legge. Ma no, ma accogliamo con dignità quelli che possiamo accogliere, ma così non ha senso versare sul territorio migliaia e migliaia di persone che l'indomani non sai cosa fare. Vai a Milano, vedi cosa c'è a Milano, stupri, furti, spaccio. Ma c'è o no uno scontro tra potere giudiziario e potere, diciamo così, esecutivo, governo? Secondo me non c'è. C'è qualche singolo esponente che sbaglia a mettere istituzioni contro istituzioni. Questo è l'errore che si fa, a mio avviso. Mi sa che uno è il suo segretario di partito. Sì, ma prendere... Io ho una mia concezione. Chi ricopre ruoli istituzionali non deve avere più ruolo di partito. Una volta c'era questa regola. Chi andava a fare il ministro o il premier non aveva più ruolo di partito, perché è giusto che il partito critichi e si pronunci. Non è giusto che l'istituzione entri in campo contro un'altra istituzione. Però se Matteo Salvini non avesse pubblicato quel video, oggi staremmo parlando d'altro. Ma anche esponenti dalla tua parte hanno fatto la stessa cosa. È stato pubblicato quel video perché la notizia delle sentenze è stata riportata sui social. Scusi, quindi... perché è stato pubblicato quel video? Perché? In risposta a qualcosa che era già uscito, in cui il provvedimento del governo non era un provvedimento valido, era stato fatto da gente che non era all'altezza, da gente non qualificata, qualcuno si è difeso. È in corso un attacco frontale ad alcuni magistrati, è in corso un attacco, è un'intimidazione a tutti gli altri magistrati. Ma secondo voi, con quale serenità un magistrato si esprimerà? Qua ci sono giudizi coraggiosi che sono arrivati da altri magistrati, ma secondo voi non c'è un clima di intimidazione? Mi sembra sotto gli occhi di tutti. Se appena si emette una sentenza contro il governo, allora io vado a recuperare il video del mio compleanno nel quale probabilmente ho alzato un po' più il gomito, perché di questo stiamo parlando. Matteo, guarda che ogni giorno nei tribunali di Catania e province limitrofe vengono emessi provvedimenti a tutela di migranti che rimangono nel territorio grazie a questi provvedimenti. E non mi pare che mai nessun giudice in questi anni è stato oggetto di critiche come è avvenuto adesso. E sono migliaia e migliaia, tu vai a quattro avvocati che ci campano con queste cose. Ci sono migliaia e migliaia e migliaia di procedimenti, quindi non mi pare di aver visto critiche. La situazione è questa, rimane, diciamo così, cristallizzata in qualche modo qua. Quali sono le notizie che ci aspettano? Allora ci sarà un provvedimento, una decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, un procedimento a tutela della magistrata, ma non parteciperanno i magistrati di magistratura democratica. Ma come mai loro sapete perché? Avete idea perché magistratura democratica? No, da questo punto di vista rispettiamo la divisione dei poteri, giusto, saranno questioni che arrivano. Qua è divisione delle correnti dentro la magistratura, un'altra cosa che io non condivido, cioè non ci dovrebbero essere le correnti. Ho sbagliato io a introdurre questo tema. Comunque il Consiglio Superiore della Magistratura aprirà un procedimento a tutela della dottoressa Apostolico, e poi c'è ancora il fatto che, oltre che il ministro Piantedosi risponderà oggi alle interrogazioni sulle origini e le diffusioni del video. Vedremo che sviluppi ci saranno. Questa è un po' la situazione, il dibattito è molto acceso come vedete, ma d'altra parte è inutile nascondere, quando ci sono i problemi bisogna saperli affrontare. Grazie per essere stati con noi. Noi proseguiamo con tutt'altro genere di argomenti. Buongiorno Sicilia. Sebbene sia uso comune mettere i limoni in frigorifero appena li si porta a casa, diciamo che non è la cosa più opportuna da fare, perché le condizioni all'interno dell'elettrodomestico ne fanno seccare il succo. Per mantenerli consistenti conviene infatti sistemarli in un cestino senza ammassarli troppo, tenendoli a una temperatura ambiente in una zona della casa riparata dalla luce del sole e soprattutto lontana da fonti di calore.
Oggi parliamo di un modo di dire molto divertente, when pigs fly, con cui si intende quando i maiali impareranno a volare. Beh, ovviamente significa qualcosa di fisicamente impossibile e che non accadrà mai. Vi suona familiare? È come dire quando gli asini voleranno in italiano. Insomma, tra le due lingue cambiano solo gli animali, ma il significato non cambia. Vi portiamo alla scoperta di un personaggio dalle 1000 sfaccettature, Lucio Piccolo di Cala Novella, poeta, esoterista e musicologo. Dopo una vita mondana, Lucio si ritirò in una villa in Sicilia, dove scrisse 9 raccolte di liriche, diventando una delle voci più intense della poesia contemporanea. Ma Lucio era anche un uomo dalle idee straordinarie, appassionato di esoterismo, credeva nella reincarnazione dell'anima. Nonostante la sua scomparsa improvvisa nel 1969, la cultura sterminata e la sua produzione poetica continuano ad essere ammirate da importanti intellettuali. Ci salutiamo con la frase del giorno. Al giorno d'oggi la gente conosce il prezzo di tutto e il valore di niente. Vi aspettiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi. Ha ragione, bisogna conoscere il valore delle cose. Per esempio il valore di ciò che sta per dirci Marco Amato, che legge le stelle per noi. Buongiorno Marco, buona giornata. Buongiorno a voi, buongiorno buon Sicilia. Caffè. Buongiorno. Grazie. Allora, oggi di chi ti prendi cura oggi? A proposito di valori. A proposito di valori, ho proprio voluto esaltare il valore di 2 grandi allenatori italiani e uno francese, proprio perché spesso nella squadra che è vincente si tendono molto ad esaltare i giocatori, il premio vinto, mentre invece l'allenatore è sempre il fulcro un po' in cui ruota attorno tutto. Ecco, bella foto, questa è una foto bellissima. Questa è una bella foto, assolutamente, perché abbiamo 2 eccellenze che sono Allegri e Conte. Ho scelto anche di innestare su questo paragone non 2 ma ben 3 anche il signor Garzia, che è più francese. Ecco, allora, per dire 2 parole di questi illustri personaggi, Allegri per esempio panchina d'oro, premio Berzot, migliore allenatore, così come anche gli altri 2 premi assolutamente analoghi, addirittura Conte ha ricevuto sia panchina d'oro che d'argento, assolutamente delle eccellenze. Ma cosa succede nel mondo del calcio per questi allenatori? Ecco, sicuramente tra le loro eccellenze il topo della discordia è un po' il Napoli, che ha riportato una sconfitta con la Fiorentina, e quindi si vocifera che potrebbe essere sostituito l'attuale allenatore con Conte, anche se a quanto pare De Laurentiis ritiene che il cash di Conte sia un po' troppo elevato, quindi si rivolgerebbe a qualcun altro. Vediamo di indagare però perché secondo gli astri c'è tutta questa eccellenza. Allora, Conte e Allegri sono entrambi leone, mentre invece assolutamente ruggenti, tra l'altro sono anche 2 ex calciatori molto validi, in particolare Conte venne anche premiato proprio per la grinta vera e propria che lui riusciva a muovere in campo, quindi assolutamente delle connotazioni leonine atte proprio a dirigere. E la caratteristica dei leoni è quella di essere anche molto paterni la squadra, quindi il leone è vero che pretende dal suo gruppo, ma lo fa con una responsabilità assolutamente solare paterna, quindi perché tutto possa andare per il meglio, mentre invece il signor Garzia è una cuspide acquario pesci, si spiegherebbe anche il perché non è andata molto bene finora, proprio perché il Sole, il suo Sole è vicinissimo a Saturno e Saturno non è proprio l'ottimale per lo sport. Abbiamo enucleato nelle precedenti puntate che Marte invece è il pianeta responsabile dei successi sportivi, Saturno è esattamente il suo trickster, quindi il suo contrario, per cui sicuramente andrà un po' meglio nei prossimi mesi al signor Garzia, mentre invece
invece per il signor Conte prevedo che forse tra i due litiganti il terzo godrà, quindi magari si occuperà di altri uffici, ma complimenti a tutte e tre queste insigni personalità che hanno dimostrato valore e molta concretezza. Ragazzi, allora oggi è un evento molto particolare nel cielo, perché Plutone, il pianeta della trasformazione, del carisma e dell'eversione, ha ricominciato il suo moto, quindi non so se si vede, tutto un po' più acceso, un po' più avversivo, un po' più pretestoso e assolutamente aggressivo. Plutone è un pianeta che va gestito bene e sarà il compito soprattutto dei segni di terra, Capricorno, Toro e Vergine, proprio perché sta uscendo dal Capricorno, ma l'evento che tra poco arriverà in Acquario, quindi nei prossimi mesi vedremo che tutta la denuncia di tutto quello che rimane sottaciuto può avere invece dei fini assolutamente più educativi e morbidi. Plutone è un grande trasformatore, saranno gemelli Bilancia Acquario nel 2024 a esserne padroni, quindi almeno alla fine del 2023 segni zodiacali come Ariete, Leone, Capricorno e Scorpione dovrebbero tenere un pochino i nervi un po' più saldi, perché non sempre si può fare polemica, mentre invece Acquario, Gemelli e Vergine sono segni decisamente più deputati ad una diplomazia che coglieranno questo effetto di Plutone. E detto questo, vi auguro una splendida giornata. Grazie, altrettanto a te Marco Amato, il nostro Marco Amato che si beve il suo caffè, beato lui. Tu hai qualche notizia da sottoporci? Guarda, io ho una pillola proprio, vediamo se riusciamo a mostrarla. Comunque riassumiamo: scuole, pene più severe per alunni e genitori che aggrediscono i professori. Finalmente. C'è il via libera della Camera, la proposta fino a 7 anni e mezzo per i parenti violenti. C'è una stretta anche sugli over 14, prevista l'istituzione di una giornata nazionale. Questa è la sintesi di questa notizia. Grazie Angelo. L'11 ottobre del 1303 è morto il Papa Bonifacio VIII, il principale nemico di Dante, causa del suo esilio. Le fonti non ci dicono nulla, ma possiamo ipotizzare che quel giorno il sommo poeta, insomma, sia stato abbastanza contento. Facciamo qualche passo in avanti, qualche secolo. 11 ottobre 1939 il presidente Roosevelt riceve una lettera che cambierà la storia, era firmata da Einstein ed incita gli Stati Uniti a sviluppare una bomba atomica, anticipando così la Germania di Hitler e l'inizio del famoso progetto Manhattan. L'11 ottobre del 1960, a 6 anni dall'inizio delle trasmissioni televisive della RAI, cioè 6 anni dopo, la politica entra per la prima volta nelle case degli italiani con il programma, questo qui, Tribuna Elettorale. Immediato successo convince la RAI a lanciare l'anno successivo, quindi nel 61, Tribuna Politica. E ancora, l'11 ottobre del 66 è nato l'attore Luke Perry, famoso per il ruolo di Dylan nella serie TV cult degli anni 90, Beverly Hills, eccolo qua. Sul suo ingaggio nel telefilm si racconta che la figlia della regista lo notò mentre ritinteggiava le strisce pedonali vicino agli studi di registrazione di Hollywood, quindi la fortuna può capitare. 2 anni dopo, 11 ottobre 1968, la NASA lancia Apollo 7 per la prima volta nella storia dell'esplorazione spaziale. Gli astronauti, vedete, portano a bordo una telecamera, realizzando così la prima trasmissione televisiva in diretta dallo spazio. 11 ottobre 1971, nel pieno della guerra in Vietnam, John Lennon pubblica il singolo Imagine. Immagina non ci siano nazioni, niente per cui uccidere e morire, nessuna religione. Immagina che tutti vivano la loro vita in pace. Queste parole rimangono straordinariamente attuali ancora oggi. Pochi anni dopo, nel 1975, guardate come erano giovani, Bill Clinton e Hillary Rodham convolano a giuste nozze, si erano incontrati quando erano entrambi studenti nella Yale University e lavoravano alla campagna presidenziale di McGovern. Poi, rimanendo in tema di presidenti, l'11 ottobre del 1986 a Reykjavik in Islanda si incontrano Reagan, vedete qua, e Gorbaciov, con l'intento di discutere del ridimensionamento degli arsenali nucleari in Europa. I colloqui non avranno esito positivo, ma è il primo passo verso la fine della guerra fredda. Soffiare delicatamente sulla foto, agitarla e osservare come prendeva forma a poco. Ecco
eccola qui, l'11 ottobre del 2001 la Polaroid, l'emblema della fotografia istantanea, annuncia la sua bancarotta e viene ceduta. La concorrenza del formato digitale inizia a farsi sentire. Sì, cominciano le foto digitali. E infine l'11 ottobre del 75, sabato pomeriggio, guardate che capigliatura smagliante che aveva Claudio Baglioni, in testa alle classifiche con Sabato pomeriggio, il brano è estratto dall'omonimo 33 giri, un album dedicato al tema dell'attesa e ispirato, a detta di Baglioni, alla poesia Il sabato del villaggio di Leopardi, niente meno. Una canzone che ottiene subito un grande successo, scala rapidamente le classifiche, le vendite e si classifica infine al primo posto, dove resterà per 15 settimane consecutive. Vi lasciamo con Sabato pomeriggio, anche se ancora non ci siamo. Noi ci rivediamo domani mattina. Grazie, ci vediamo con Buongiorno Sicilia. Vai Baglioni! A domani! Passerotto, non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora qua. Ma cosa è stato di un amore che asciugava il mare, che faceva vivere, volare, che toglieva il fiato ed è ferito? Non andar via, ti prego passerotto, non andare via, senza tuoi capricci che farò. Ogni cosa basta che sia tu, con il cuore a pezzi cercherò. Ma cosa è stato di quel tempo che sfidava il vento, che faceva fremere, gridare contro il cielo, non lasciarmi solo, non andar via, non andar via. Senza te morire, senza te scoprire, senza